A pochi chilometri da Verona e vicinissimo al lago di Garda, ha da poco riaperto le porte al pubblico il parco naturalistico più bello d'Italia. È il meraviglioso Parco Giardino Sigurtà, 60 ettari di tappeti erbosi e un potpourri di fioriture, profumi e colori pronti ad esplodere ora nell'imminente primavera. Ci accompagna per conoscerlo più da vicino la titolare Magda Inga Sigurtà. L'anno scorso abbiamo superato sicuramente ogni nostra più rosea aspettativa, 350.000 visitatori che hanno desiderato essere insieme a noi in questo parco, e una grossa soddisfazione per il premio per il parco più fiorito d'Italia, per la fioritura più bella d'Italia, che ci ha reso ovviamente molto orgogliosi anche per questo grande risultato. Non solo oasi naturalistica, ma anche teatro di numerosissimi eventi che nel 2017 susciteranno l'interesse di un ampissimo ventaglio di visitatori. La festa del papà, lo show per i bambini, carrozze e balli in costume d'epoca, la storica Mille Miglia sono solo un piccolo assaggio del ricchissimo calendario del parco. La Mille Miglia, che ha deciso di fare del parco un'altra delle sue importanti mete, per cui gli appassionati di auto d'epoca verranno e potranno in questa cornice ammirare le splendide auto. Poi ricordiamo i Buskers il 28 di maggio, ed ancora gli appassionati di sport e della corsa l'8 luglio non possono mancare alla nostra corsa podistica. Tutt'altro quindi che intoccabile vetrina, ma luogo di incontro tutto da vivere, il pluripremiato Giardino Sigurtà, che vive ogni giorno grazie al lavoro e alla dedizione di una famiglia e di una squadra appassionata. È un lavoro che viene fatto con passione, abbiamo dei collaboratori, mio fratello ed io, che lavorano con altrettanta passione, ed è solo quella che ti può spingere a cercare di fare sempre meglio di più. Il nostro motto è Laboravi Fidenter, ed è questo che ci spinge a cercare sempre di più, ad essere vicini alle persone che ci vogliono bene, che visitano il parco, che amano questo posto e che insieme a noi vogliono fare sempre meglio e di più. Nella splendida e rigogliosa cornice della Val Policella si erge maestosa l'antica e nobile dimora del XVI secolo Villa della Torre, splendido esempio di architettura rinascimentale italiana e oggi perfetta sintesi tra mondo dell'arte e l'arte di fare vino. Protagonista di una tradizione che si tramanda nei secoli, la famiglia Allegrini, che coltiva in questa valle le migliori uve su una superficie di ben 150 ettari e che racconta un 2016 eccezionale attraverso la voce della titolare Allegrini Marilisa. Tutti siamo d'accordo, i produttori di questa zona, che è stata un'annata eccezionale, e l'eccezionalità è che segue l'annata 2015, che è stata un'altra ottima annata, quindi abbiamo 2 annate di Amarone che usciranno nei prossimi anni, che sono davvero ragguardevoli e che segneranno secondo me un'altra svolta per questa denominazione. Obiettivi ambiziosi, novità e appuntamenti importanti per il 2017, a cui l'azienda Allegrini sarà presente con il fine primo di promuovere e consolidare marchio e immagine e svelare al grande pubblico la nascita di un nuovissimo prodotto. A breve scadenza Provine e Vinitaly. Provine perché per noi rappresenta un momento commerciale molto importante, però Vinitaly rappresenta per noi dove noi determiniamo tutte le nostre strategie di comunicazione dell'anno, quindi quello che ci sarà al nostro stand, quello che ci sarà qui in villa, non sarà solo un appuntamento commerciale, ma rappresenterà davvero la nostra
quello che sarà la campagna di tutto il 2017. Quindi presenteremo la nostra limited edition per la Grola e poi anche il messaggio che vorremmo dare allo stand sarà collegato a quello che è la limited edition. Non voglio anticipare niente. Amore per la terra, cura maniacale per il frutto, passione per l'amarone e per il vino in generale sono gli ingredienti fondamentali che motivano a migliorarsi e ad innovarsi ogni anno. Io credo che quando si vive in una famiglia come la mia e si è ereditato la terra e questo rapporto ancestrale viene sempre prima di tutto, e quindi la passione che noi trasmettiamo nelle cose che facciamo viene proprio da questa lunga storia familiare, e questa lunga storia familiare collegata proprio alla natura e ad un territorio, a un paesaggio così bello come la Valpolicella. È un connubio che io sento proprio nel mio DNA e che credo ha sentito, è la stessa cosa che ha sentito mio padre, è la stessa cosa che sentiranno le generazioni a venire. Alle porte di Le Azize, sulle soleggiate rive del lago di Garda, riapre i cancelli ai turisti di tutto il mondo il grande parco tematico ispirato all'affascinante mondo del cinema, Movieland. Attraverso la mitica Route 66, attrazioni fantastiche e spettacoli di alto livello, il visitatore viene catapultato nella magica atmosfera di Hollywood. L'ottimo fatturato del 2016 ha permesso importanti investimenti anche per l'altro polo d'attrazione del gruppo, il Parco Acquatico Caneva, come conferma l'amministratore Fabio Amicabile. Tutto per un investimento intorno ai 2 milioni e mezzo di euro che ogni anno ci troviamo a dover investire proprio per mantenere l'offerta turistica e dei parchi ad un livello internazionale. Conseguenti gli effetti positivi in termini di occupazione. Centinaia le posizioni aperte per la stagione 2017 a cui è possibile candidarsi personalmente o via web. Quindi abbiamo veramente bisogno di collaboratori energici che abbiano voglia di fare e cerchiamo di tutto, dagli artisti agli stuntman, ai servizi di ristorazione. Sotto la voce attrazioni, molte le novità dedicate a tutta la famiglia. Proporremo 3 novità, una per i bambini che è Fantasmic, una piccola casa di terrore, dell'orrore, degli spaventi per i bambini, e poi abbiamo Giungla, un musical per tutta la famiglia ambientato in una storia d'amore di Tarzan e Jane ai giorni nostri, e poi abbiamo Android, è un'attrazione per teenager molto innovativa, immersiva con gli occhiali 3D in questa missione futuristica. Girare il mondo alla ricerca di novità e abilità nel riproporle a misura Italia. Questo è il segreto e la passione della famiglia Amicabile, che inizia l'attività negli anni 70 con una discoteca. Il nostro lavoro è quello di prendere le idee dagli Stati Uniti, che ahimè la fanno un po' da padroni in questo campo, tradurle con tutte le dimensioni che abbiamo qui italiane e il cambio nostro, ma poi mettendoci tutta l'energia, la volontà e la voglia di fare e un po' di italianità, perché comunque possiamo dirlo, a noi italiani riescono bene le cose. Da oltre 80 anni, il Consorzio per la tutela dei vini della Valpolicella rappresenta più di 2000 aziende del settore vitivinicolo del Veronese, al fine non solo di garantire la salvaguardia della denominazione DOC, ma anche e soprattutto di valorizzare e promuovere il marchio in Italia e all'estero. Appuntamenti di rito come Vinitaly di Verona e Pro Wein di Düsseldorf, ma soprattutto obiettivi importanti in tema di qualità e salvaguardia del territorio, come sottolinea la direttrice del consorzio, Olga Bussinello. Promuovendo quello che è un progetto di sostenibilità a cui noi teniamo molto e su cui stiamo lavorando da molti anni. Parlo della certificazione di area RRR, che fondamentalmente andrà a creare una sintesi fra i 3 elementi fondamentali ormai nella gestione del territorio, ma anche negli investimenti dell'agroalimentare, che sono la sostenibilità ambientale, quella sociale e quella economica delle aziende. Riduci, risparmia, rispetta. Questo importante progetto sulla sostenibilità ambientale
apporterà non solo benefici al territorio e alla qualità della vita degli abitanti della Valpolicella, ma contribuirà ad accrescere ancor più la qualità di questo nuovo prodotto marchiato RRR, che potrà essere degustato già a partire dal prossimo Vinitaly. L'obiettivo sarà quello di arrivare ad una residualità quasi zero per questo vino e ad una maggiore presenza di elementi che caratterizzano proprio il vino principe della Valpolicella, cioè la struttura e il colore. Infatti il fatto di non utilizzare i prodotti chimici rende la vite più forte, più resistente, e quindi anche l'uva ha caratteristiche ben specifiche quanto alle sue componenti, e anche una buccia più resistente, quindi in grado di superare i famosi 90 giorni di appassimento. Quindi avremo un amarone di maggiore struttura, un colore ancora più intenso e quindi diremo una qualità percepibile del prodotto nella degustazione, quindi nel bicchiere, ma anche una qualità da un punto di vista del benessere. Tra i prodotti tutelati dal consorzio Valpolicella, Classico, Ripasso e Recioto, la fa da principe l'Amarone, che rappresenta il 65% dell'export totale, soprattutto verso Nord Europa, Germania e Nord America. Cina e Giappone i nuovi obiettivi, consapevoli che un prodotto come l'Amarone può rappresentare un elemento importante di un pacchetto ben più ampio di quello enogastronomico. Iniziamo a capire come far conoscere questo prodotto e anche il territorio, perché ovviamente c'è anche una responsabilità sociale da parte di un prodotto importante come l'Amarone, cioè quello di trascinare con sé anche tutto il territorio della sua area di produzione, quindi dare volano attraverso il turismo, attraverso la conoscenza del territorio e anche attraverso le caratteristiche artistico-culturali che comunque non si possono dimenticare, perché Verona è a 5 minuti di strada dalla Valpolicella Classica e a 10 dalla Valpolicella Est, e il lago di Garda è a 10 minuti di percorso, quindi insomma siamo baricentrici rispetto a importanti luoghi di richiamo turistico. Non ha bisogno di grandi presentazioni il parco divertimenti più grande d'Italia, conosciuto e visitato ogni anno da turisti di tutto il mondo. Gardaland, sulla sponda veronese del meraviglioso lago di Garda, riapre a marzo la stagione 2017, con tante fantastiche novità. Ci anticipa qualche sorpresa il direttore marketing del parco, Luca Marigo. Quest'anno lanceremo Shaman, le montagne russe con la realtà virtuale. La realtà virtuale è un fenomeno molto trendy, emergente nel settore dell'entertainment, perché l'utente può vivere delle avventure meravigliose in mondi paralleli. Shaman offrirà quindi una avventura virtuale ambientata nel mondo degli indiani d'America. Più nel dettaglio, attraverso un rito sciamanico, i nostri ospiti potranno essere lanciati un volo spettacolare nel mondo degli spiriti degli indiani d'America. All'interno di questo mondo potranno incontrare spiriti malvagi, ma anche spiriti guida che li difenderanno nel loro viaggio. Tradotta in numeri, Gardaland conta 3 milioni di visitatori, più di 400.000 metri quadri di superficie, 8 aree tematiche, oltre 40 attrazioni, 8 teatri e aree spettacolo, 2 hotel, 30 punti ristoro, ma anche centinaia di posti lavoro. Dal punto di vista dell'occupazione, Gardaland dà impiego a circa 200 dipendenti a tempo indeterminato, ma durante la stagione questi numeri crescono molto. A marzo, poco prima dell'apertura, infatti assumiamo circa 800 dipendenti stagionali occupati presso le attrazioni del parco, occupati presso la ristorazione, gli hotel, l'acquario e così via. Ma poi prima dell'alta stagione, quando il parco estende il suo orario di apertura fino alle ore 23, assumiamo ancora dipendenti stagionali. La superata soglia del 1 milione di follower su Facebook suggerisce agli addetti del parco che l'attenzione alla comunicazione multimediale e social è fondamentale per consolidare una già forte immagine e mantenere un rapporto vivo e diretto con il cliente. E Facebook ormai è diventato uno strumento per noi fondamentale di comunicazione e di lancio delle nuove attrazioni,
e lo impieghiamo in maniera massiccia affiancandolo a quelli che sono i mezzi di comunicazione tradizionale come la TV, la radio e le affissioni. Inoltre investiamo sul digitale attraverso campagne di comunicazione per vendere pacchetti vacanza che comprendono sia soggiorni presso i nostri 2 hotel che ingressi al parco e all'acquario. Dall'impianto della vite al commercio del prodotto, l'azienda agricola Tezza, condotta dai cugini Flavio, Vanio e Federico, è il classico esempio di filiera viticola completa della Val Pantena. 28 ettari vitati per una vendemmia 2016 molto interessante e che evolverà sicuramente tra pochi anni in un prodotto di altissimo livello. Una storia di famiglia alla base di questa azienda che continua con rinnovata passione l'attività della generazione precedente in nome di tradizione ma anche necessariamente di innovazione. Ce ne parla il titolare Vanio Tezza. L'azienda è stata fondata negli anni 60 da mio papà e dai suoi fratelli. Si sono trasferiti in quegli anni dalla Valpolicella fino qui in Val Pantena, hanno cominciato ad acquistare terreni per piantare i vigneti già a partire dagli anni 60. Dal 98 io e i miei cugini Flavio e Federico siamo subentrati a loro e abbiamo cambiato il sistema produttivo. Un cambiamento necessario per chi persegue sempre più elevati standard qualitativi in termini di sanità e genuinità. Questi gli obiettivi importanti della famiglia Tezza che ha recentemente convertito l'azienda all'agricoltura biologica. Noi pensiamo che la qualità dei vini sia molto importante per riuscire ad ottenere sempre più consensi da parte dei consumatori, ma questo non basta, perché non basta ottenere solo vini di alta qualità, bisogna anche garantire la sanità dei prodotti. Per questo motivo da quest'anno siamo entrati in conversione biologica e in 3 anni tutti i nostri vini saranno biologici. Un volume importante di fatturato sotto la voce export, garantito per lo più da un nome ormai conosciuto in tutto il mondo, Amarone. Esportiamo in 22 paesi diversi, oltre agli Stati Uniti, Canada, Brasile, tutta la parte del nord Europa, Svizzera, c'è molta richiesta adesso da parte dell'Asia, in particolare la Cina, quindi la soddisfazione nostra è che è un prodotto, in particolare l'Amarone, talmente conosciuto che viene di conseguenza richiesto un po' da tutto il mondo. Nella piccola e meravigliosa valle della Sengia, incorniciata dalle soleggiate colline della Valpolicella, si estendono i 14 ettari di vigneti dell'azienda agricola Boscaini Carlo, che da 3 generazioni si tramanda l'arte vinicola sperimentata agli inizi del 1948 dal nonno Carlo. Al timone ora i nipoti, i fratelli Mario e l'omonimo Carlo Boscaini. E successivamente io e poi insieme a mio fratello abbiamo cercato di dare uno sviluppo, un impulso più qualitativo e quindi abbiamo iniziato l'imbottigliamento, la diversificazione dei prodotti e cercare nuovi sbocchi, dato che il mercato italiano si era un po' chiuso e quindi abbiamo cominciato a esportare e abbiamo puntato particolarmente sul ricevimento dei clienti privati, in particolare turisti che vengono a visitare le nostre zone, sempre più amanti quindi dei nostri territori, dei nostri prodotti, dei nostri vini, vogliono toccare con mano e quindi abbiamo sviluppato negli ultimi anni questo ricevimento, questo incontro con i clienti, i turisti stranieri. Una grande annata quella del 2016, che la famiglia Boscaini confida di bissare nel 2017, anno già ricchissimo di appuntamenti, tra cui numerose manifestazioni e fiere di settore in Italia e all'estero. Speriamo che il tempo ci aiuti e ci dia una produzione di uva di grande qualità e
diciamo, è facile e quindi un'annata facile. E per quello che riguarda invece diciamo, l'aspetto più commerciale dell'azienda, anche quest'anno siamo stati presenti all'anteprima dell'Amarone, saremo presenti a Vinitaly, altre fiere in giro per l'Europa. Amore per la terra e tanta passione, la ricetta per un progetto di successo, respirati fin da piccoli da Mario e Carlo, che in questa stessa campagna sono nati e cresciuti. È tutto, insomma, siamo nati qua e ogni minuto della nostra vita l'abbiamo passato all'interno dell'azienda, famiglia, campagna, lavoro, tutto un insieme, insomma, quindi per noi è sicuramente tanta passione, tanta voglia, tanta intensità nel portare avanti questo progetto, insomma.